Siccome erano stati coinvolti diversi pensionati, ne avevamo parlato anche nelle settimane passate, è arrivato il momento, è uscita la sentenza della consulta che in qualche modo va a salvare il governo e dice che è legittimo il decreto sulle rivalutazioni, non rivalutare le pensioni. Bisogna accontentarsi di quello che aveva stabilito il decreto Poletti sostanzialmente. Allora, cosa succede? Che le aspettative dei pensionati di vedersi riconosciuto anche con effetto retrattivo la rivalutazione delle pensioni, che avrebbe avuto comunque un costo economico, ma appunto come giustamente lei dice bisogna valutare in ogni caso quanto, 30 miliardi, c'è chi dice 30 sui 30 miliardi circa, vista quella che è la finanziaria e i margini, ancora di più sembra quasi che la consulta si sia accordata con il governo, dice stop e ci mette un macigno sopra. Allora, questa non è una sentenza di poco conto, è una sentenza di gran conto e ha dei riscontri purtroppo pesanti, soprattutto su certe pensioni. Allora, come ve l'aspettavate? È uscita un paio di giorni fa, quindi è recentissima. Sì, la sentenza è uscita ed è stata pubblicizzata mercoledì scorso e di conseguenza poche ore fa, pochi giorni fa. Io volevo subito precisare però una cosa. Interessate a questa partita sono circa 6 milioni di pensionati, non tutti i 19 milioni che abbiamo nel nostro paese, milioni, perché sì. Siccome quando si parla di rivalutazione delle pensioni tutti quanti si affrettano a dire la mia, la mia, la mia, dobbiamo essere sinceri da questo punto di vista. 6 milioni di pensionati coinvolti, 30 miliardi però. Fino a 3 volte l'importo della pensione minima, di conseguenza fino a 1.500 euro lordi al mese, quei pensionati lì l'indicizzazione in base all'aumento del costo della vita l'hanno già avuta. Noi parliamo di quelle pensioni che stanno 3 volte sopra il minimo e fino a 5 volte, per cui una fascia di questi 6 milioni di pensionati. Avevamo fatto la trattativa, non siamo andati d'accordo, abbiamo contestato il provvedimento del governo, ci siamo rivolti alla Corte di Cassazione Costituzionale, scusa, e questo è il risultato inappellabile, perché non è che abbiamo nel nostro Paese la possibilità di ricorrere ancora. C'è uno slogan: il diritto alla rivalutazione è stato sancito, perché anche con il provvedimento di Poletti si riconosceva il diritto al risarcimento. Ci mettevano pochi soldi, 500-600 euro, certo. E con questi 500-600 euro un una tantum si è pagato. Una tantum, ecco, questo è importante. Questo è il punto, con una tantum si è pagato questo diritto. Oggi la sentenza stabilisce che i pensionati hanno il diritto di essere risarciti, per cui quel provvedimento di legge che bloccava l'indicizzazione è ritenuto un atto contro la Costituzione, incostituzionale. Ciò non toglie che siccome c'è un costo di circa 30 miliardi per questi 6 milioni di pensionati, si dice che le casse dello Stato non avrebbero retto l'urto e di conseguenza bisogna accontentarci di quei soldi precedenti. Ora, seconda botta pesante per questa voi. è una botta pesante, è una botta pesante. Noi nel sindacato, ma credo ancora di più le persone, è vero, anche perché noi abbiamo fatto i ricorsi, noi abbiamo fatto le cause pilota, cioè abbiamo fatto tutto quello che in base alla legge ci è consentito, ma dobbiamo anche riconoscere che nel Paese si sono mossi anche autonomamente, avvocati, altre persone, non tutto il sindacato. Oggi però siamo in presenza di questo fatto. Che fare? Che fare? Noi intanto dichiariamo la nostra, diciamo così, contrarietà rispetto a questo provvedimento. Dopodiché, come dire, prendi atto e rilanciamo però la partita. E come dicevamo prima, noi siamo quelli che puntano fermamente ad ottenere un nuovo, diverso e migliore indicizzazione delle nostre pensioni per il futuro.
Quindi su una trattativa più di questo carattere... è il punto, una trattativa che perché quel provvedimento lì non solo ha bloccato il riconoscimento, ma ha stabilito anche un criterio, noi diciamo, per fasce verticali di indicizzazione. Poi è anche vero che nel nostro Paese quanto aumenta il costo della vita? Per ben 2 anni consecutivi zero. È un po' zero. Fermo. Le rilevazioni non c'erano. Adesso siamo qui, sentiamo dire che per esempio il prossimo 1° gennaio 2018 ci potrebbe essere una rivalutazione dell'1,2, 1,8% perché c'è stata una leggera ripresa dell'inflazione. Ma al di là di questi meccanismi, il punto vero qual è? Che le pensioni negli ultimi 10 anni, noi diciamo, hanno perso di oltre il 30% del loro potere d'acquisto. Per cui dalla crisi i pensionati, come milioni di lavoratori, ma i pensionati ne escono più poveri. Noi siamo per rilanciare l'iniziativa, noi siamo per rilanciare perché il punto vero è che noi con la nostra azione, con queste assemblee oggi, poi come diceva Daniele, il 31 di ottobre ci sarà questa riunione nazionale, io sono uno di quelli che sostiene, e ognuno farà la sua parte, che in presenza di un non concreto confronto all'interno del Parlamento, perché magari i partiti non prendono in mano tutta questa nostra complessa piattaforma, noi dobbiamo puntare a una manifestazione. Dobbiamo puntare a una manifestazione. Oggi nel sindacato si sta discutendo, c'è anche chi dice che bisogna puntare allo sciopero generale. Adesso siamo in presenza di provvedimenti di queste ultime ore, ma la discussione, le posso garantire, è una discussione molto alta, sì. molto alta. C'è chi si allontana, dice tanto non serve niente, c'è chi dice si fa la manifestazione, c'è chi dice si fa lo sciopero generale. Io sostengo che intanto adesso dobbiamo andare a parlare con i lavoratori, dobbiamo andare a parlare con i pensionati e da qui allora via alle assemblee che stiamo facendo. Però se poi dopo non c'è un risultato è chiaro che noi non possiamo mettercela via, perché siamo convinti di avere ragioni da spendere, perché siamo convinti di centrare alcune esigenze per il nostro Paese, che se per i giovani sono quelle del lavoro che, come si diceva prima, non può essere che gli occupati si contano indipendentemente se fai una settimana di lavoro o se fai un anno di lavoro. Sei occupato. Non può essere questo il criterio della conta. Penso che queste cose gliele abbiamo già dette in tutte le salse, è vero. Il punto vero è che noi dobbiamo puntare a una buona occupazione, a un'occupazione per i giovani. Di conseguenza questo santo governo dovrebbe dire quali sono le linee strategiche sulle quali nel nostro Paese bisogna investire, perché il punto vero è che anche la contraddizione fra investimenti per dare lavoro ai giovani e investimenti per lo Stato sociale e per le pensioni, non esiste questa contraddizione, è un tutt'uno. Inoltre noi abbiamo sempre dimostrato nel corso della nostra storia di non essere mai stati un sindacato massimalista. Noi siamo delle persone che sanno benissimo sulla base della nostra storia quando è il momento di chiudere. Certo, però siccome i soldi non ci sono, intanto siete anche più colpiti. Io devo chiudere perché la trasmissione è giunta al termine. Allora, purtroppo, battuta di chiusura, Daniele Tronco, cosa possiamo dire dopo tante cose che sono state dette alla luce di queste notizie poco piacevoli? Possiamo dire che si apre una fase che per noi è intanto di ascolto delle persone, delle persone che rappresentiamo, sia attive che pensionati, che questa fase qui ci dovrà portare a un confronto a questo punto con le commissioni parlamentari. Rapido però. Rapido, certamente, perché se nel mese di novembre noi non abbiamo risultati significativi, noi dobbiamo passare alla mobilitazione senza spaventarci, perché pensiamo che questa partita qua è una partita che chiaramente ha dei tempi anche lunghi, perché ci sono degli aspetti che travalicano anche il 2018, vanno oltre il 2018, ma che nelle prossime settimane saremo tutti chiamati a essere molto presenti
nei posti di lavoro con i pensionati per affermare delle cose che, non lo dico più, sono ragionevoli e che il governo farebbe bene ad accogliere, perché vanno anche nel senso di uno sviluppo positivo per l'intero Paese. Chiarissimo, io vi ringrazio di essere stati qui con noi e voi telespettatori di averci seguito. Comunque sono importanti anche le vostre osservazioni, le vostre domande, continuate a chiamarci, lasciare messaggi in segreteria oppure mandarci delle mail e naturalmente buon proseguimento. Le sedi provinciali sono sempre disponibili per rivalutare la vostra posizione pensionistica, considerare se ci sono eventuali errori e recuperare eventuali soldini che almeno da questo versante per il momento non sono negati, almeno per questo. Grazie ancora. Buon proseguimento. Arrivederci.